300 nuotatori provenienti da tutto il nord Italia sono stati i grandi protagonisti al Lido di Venezia della prima edizione della Venice Open Water Memorial intitolata a Lucia Monti, campionessa muranese di nuoto, stroncata prematuramente da un mare incurabile. 3 gare in una giornata, su altrettante distanze. La giornata ha avuto un grande successo grazie all'organizzazione della Proloco del Lido di Venezia e Pelestrina, Venezia Triathlon e la collaborazione logistica dello stabilimento balneare del Consorzio Alberghi. Siamo arrivati a quasi 300 nuotatori provenienti da tutto il Veneto. È un evento che sicuramente ha un grandissimo futuro e sul quale punteremo di sicuro l'anno prossimo. L'evento della ripartenza. Una giornata che ha visto partecipare anche i lidensi in maniera decisamente positiva e attiva, e questo ci rende felici perché per noi il Lido è un'isola di sport ed è un'isola che ha delle potenzialità enormi, e questo sarà solo il primo di una serie di eventi che vogliamo proporre sul territorio per una ripartenza. Tra i protagonisti anche un grande nome del nuoto veneziano come Fabrizio Pescatori. Un lavoro grandissimo. Speriamo di rivederci l'anno prossimo, ancora più numerosi. Forza ragazzi, dai, ce la faremo.